Autonomia, apertura dei ministri 5 Stelle. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà, da Valtagno sembra voler aprire una porta alle richieste venete in tema di autonomia. Si comincia lunedì con l'incontro Zaia-Boccia e poi sarà ancora un lungo cammino fatto di trattative e tavoli. Vogliamo affrontare le tematiche già a partire dal lunedì con l'incontro tra Boccia e il Presidente Zaia, nel quale ci deve essere un accordo verso il rialzo. Basta con queste divisioni a livello italiano sul tema che è importante come l'autonomia, che deve essere visto come un lungo percorso. Mentre, dopo il tema della sussidiarietà, i 5 Stelle, oggi ministri in terra veneta, rispolverano facendo le proprie le battaglie care al Veneto. Mi piace molto di più costi standard, fabbisogni, razionalizzazione della spesa pubblica, sussidiarietà verticale con grande vicinanza al territorio, ma queste sono terminologie adatte ad un livello tecnico. Le persone devono capire che questo governo vuole fare grandi passi in avanti sul tema dell'autonomia e si fanno soltanto col dialogo. Le contrapposizioni non servono a nulla, serve un tavolo di lavoro, servono tante ore attorno a un tavolo. A lavorare ai fianchi del governo giallorosso per portare a casa la sospirata autonomia anche il viceministro vicentino Achille Variati. Sono anche uno legato fortemente alla nostra terra, so che esiste una questione del nord, so che esiste una legittima richiesta di maggiore autonomia, so tutto questo e quindi cercherò di rendermi utile, anche al di là della mia delega al Viminale. Autonomia che si lega anche al lavoro, all'impresa e ha scelto Valdagno, il neo ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, per la sua prima uscita ufficiale. Non è la sua materia l'autonomia, ma è convinto che si debba fare, ma la sua presenza vuole essere soprattutto un segnale a quella che viene da tutti considerata la locomotiva del paese. Ho visto però ancora una scarsa fiducia in quello che può fare il governo per loro. Io spero di ridar loro fiducia in un lasso di tempo che sarà certamente non brevissimo, perché ci sono tante cose da fare, ma certamente non potrà essere troppo lungo, perché rischiamo che queste persone non riescano più a fare impresa.